TG, una buona giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Abbiamo tanta cronaca oggi nel nostro telegiornale, purtroppo anche incidenti stradali con esito mortale come quello che si è verificato nel Trevigiano. Siamo a Pieve di Soligo, uno schianto violentissimo frontale. In una manciata di secondi la Ford Focus di Valentino Pittaro, 28 anni, è piombata sulla motrice di un camion e schizzata per metri lungo via Crevada, accartocciata, irriconoscibile. A perdere la vita, dicevamo, Valentino Pittaro, 28 anni, il corpo senza vita è rimasto intrappolato nell'auto. Il ragazzo era residente a Pieve di Soligo. I sanitari hanno fatto tutto il possibile, come i pompieri, per estrarlo, ma ovviamente non c'è stato nulla da fare. L'incidente sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri alle porte di Pieve, quando i due mezzi sono entrati in collisione. Il 28enne stava procedendo in direzione Conegliano, il 31enne invece, che guidava il camion, andava verso Sernaglia della Battaglia. Nel tratto rettilineo all'altezza dello stabilimento Sigi è avvenuta la tragedia. Pittaro aveva appena finito la curva verso sinistra quando la sua auto avrebbe invaso la corsia opposta, andando quindi a schiantarsi contro la motrice del mezzo. L'esatta dinamica, le cause dell'incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri, che sono intervenute da Cison di Valmarino e Pieve di Soligo. Stando alle prime testimonianze, si suppone che il 28enne possa aver cominciato una manovra di sorpasso senza rendersi conto dell'arrivo del mezzo pesante. La certezza si avrà soltanto nelle prossime ore con il completamento dei rilievi. E invece sono ancora in corso le operazioni di spegnimento. Andiamo nel Bellunese con 2 elicotteri e 2 Canadair. Entrambi i Canadair sono rientrati, operano adesso soltanto i 2 elicotteri. Squadre a terra per bonifica della zona. Dopo che 2000 metri quadrati di sottobosco è finito in fiamme, siamo a Pozzale di Cadore. In azione anche, vedete le immagini tremende, in azione anche le immagini e l'elicottero della regione con le squadre antincendio boschivo della regione, il gruppo di protezione civile Antelao. Le fiamme in costa sono sospinte dal vento che da un paio di giorni non dà tregua alla montagna bellunese. Le operazioni sono seguite dalla sede della Protezione Civile regionale e coordinate dall'assessore Giampaolo Bottaccin. E un altro terribile incidente stradale è avvenuto invece nel Padovano. Siamo a Campo d'Arsego. I vigili del fuoco questa mattina attorno alle 8:30 sono intervenuti in via San Giuliano, ad angolo con via Bollane. Siamo a Campo d'Arsego, dicevamo, lo scontro tra un'auto e un furgone feriti un bimbo di 2 anni, la mamma e il papà, che si trovavano a bordo di una Fiat Fremont, e anche l'autista nel mezzo del furgone. I pompieri sono arrivati dal distaccamento di Borgoricco, hanno messo in sicurezza il mezzo e il mezzo che guidava il papà del bimbo. Le 3 persone sono state stabilizzate dal personale del SUEM e sono state trasferite in ospedale. La mamma in elicottero a Mestre, il bimbo di 2 anni in pediatria a Padova, così come il papà a Padova, all'ospedale di Padova. L'autista del furgone è riuscito a venire fuori autonomamente dal mezzo che si è rovesciato, è stato assistito dai sanitari del SUEM. La polizia locale dell'Unione del Campo San Pierese ha deviato il traffico ed eseguito tutti i rilievi per appunto cercare di capire quali possano essere state le cause di questo terribile incidente. In condizioni molto serie si trovano il bimbo e il papà soprattutto. Intanto continua la questione, torniamo adesso a occuparci della questione vaccini, Covid e quant'altro. La situazione nella nostra regione continua a presentarsi la carenza soprattutto di dosi e se ne è occupato il presidente Zaia. Questa mattina ho chiamato il generale Figliuolo e ho chiesto che ci diano vaccini. Siamo troppo forti nelle vaccinazioni rispetto alle forniture.
Alla fine, dopo settimane di annunci, la chiamata è partita direttamente al generale Figliuolo. Il Veneto attende per martedì 13.000 dosi di AstraZeneca, 14.000 con punto di domanda di Johnson & Johnson, 126.300 Pfizer. Ma non bastano per una media vaccinale che in regione si è attestata alle 30.000 inoculazioni al giorno, ma che potrebbe arrivare fino alle 50.000, 100.000 con i medici di base e le aziende. Voi capite che noi riusciamo veramente in un mese e mezzo, 2 mesi a fare tutti i veneti. Se poi ci tolgo anche tutti quelli che ho già vaccinato, un mese e mezzo ci stiamo dentro. Dico che tutti i veneti hanno diritto ad essere vaccinati, non c'è una zona che deve essere vaccinata prima e una zona dopo. Tutti i veneti hanno diritto ad essere vaccinati. Non abbiamo avuto grandi abbandoni sulle vaccinazioni. Tanto da averne fatta espressa richiesta ai colleghi delle altre regioni. Io ho anche detto in riunione, se non vogliono AstraZeneca dalle vostre parti, noi ce lo prendiamo. Sulle vaccinazioni ci stiamo giocando tutto. E spero che il governo, se non continua con queste forniture di vaccini, si decida di liberarsi le mani e andarsene a comprare. Io non so più cosa dire, cioè guardate che sono come il pane. I vaccini promessi devono arrivare martedì. Johnson è atteso per sabato, altrimenti si ferma tutto. Intanto i dati sui contagi sono buoni, meno ricoveri e meno contagi. Il dato positivo viene fuori qui. Ricoverati, meno 74. 2194. E lo conferma anche il governo. L'Istituto Superiore di Sanità ha assegnato nel consueto monitoraggio del venerdì al Veneto il rischio basso. La copertura vaccinale resta una delle più buone d'Italia. Alla prima dose hanno avuto accesso il 79% degli over 80, il 35% invece ha completato il ciclo vaccinale. Disabili 22%, 26% con seconda dose. Giustifica così invece Zaia l'ampia platea di vaccinati in Veneto sotto i 60 anni per rispondere indirettamente alle parole di ieri sera del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Intanto c'è da dire una roba, che noi abbiamo avuto più di un mese AstraZeneca, che è entrato in funzione a febbraio, autorizzato sugli under 55. Dopo è stato autorizzato per gli under 65, cioè quindi è inutile che vieni qua a dirmi c'è un pullman di 50 anni vaccinato. Sì, si potevano vaccinare solo quelli con AstraZeneca. E adesso abbiamo in collegamento Skype, sto vedendo da Rossano Veneto, la nostra Angelica Montagna, perché ieri sera si è verificato l'ennesimo incidente sul lavoro, ha perso la vita un autotrasportatore molto noto di 57 anni. Angelica, ci senti? Esatto, io vi sento bene Vanessa, buongiorno a te, buongiorno, mi trovo proprio davanti in questo momento all'azienda purtroppo dove si è consumato il dramma, la CFZ SRL qui a Rossano Veneto in via Salute 58. Stamattina c'è chi entra, chi esce in maniera così molto naturalmente molto triste perché questo signore Luca Bragagnolo, 57enne, ieri è rimasto schiacciato sotto il proprio autoarticolato, è un'azienda di scarico autoarticolati e purtroppo da subito si è capito che non era una cosa da poco, infatti è stato trasportato immediatamente all'ospedale, si pensava addirittura di intervenire in maniera tempestiva anche con quella che sarebbe stata proprio un'amputazione degli arti inferiori e invece insomma i preparativi per una sala operatoria c'erano tutti ma Luca Bragagnolo non ce l'ha fatta e purtroppo sul posto subito si sono portati lo Spisa, i carabinieri anche e poi naturalmente i sanitari del SUEM 118 che hanno cercato di fare di tutto. Rimane un po' un mistero ma forse nemmeno tanto il fatto che il signore stesse scaricando il camion, questo grossissimo autoarticolato e purtroppo insomma quando era sul retro di questo bestione sia stato investito dallo stesso suo autoarticolato, quindi il bacino è stata la parte anatomica presa da subito e quindi insomma la corsa a cercare di rianimarlo, cercare di fare di tutto per salvare la vita, ma in serata è stata diramata appunto la notizia che purtroppo Luca Bragagnolo non ce l'ha fatta. Lascia una comunità sgomenta perché era un gran lavoratore, un uomo che veniva rispettato da tutti, un uomo che insomma si dava anche da fare e quindi poi giovane perché non aveva nemmeno 58 anni. Questo ecco oggi un po' in paese si parla di questo
anche perché tra l'altro dove mi trovo io in questo momento non è così lontano da quello che può essere il centro di Rossano Veneto, con il lungo viale alla mia sinistra in questo momento che porta proprio alla sede municipale. Ecco, io direi Vanessa, se non hai altre domande, da Rossano Veneto purtroppo questo ennesimo dramma sul luogo di lavoro si è consumato, non lo vorremmo mai, ma purtroppo dobbiamo raccontare anche questi fatti. Bene, io allora ringrazio Angelica Montagna da Rossano Veneto. Ovviamente poi nei telegiornali di questa sera ci sarà tutta la cronaca appunto di questo terribile incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Rossano Veneto. Noi continuiamo invece a occuparci della questione vaccini. Andiamo a vedere com'è la situazione, facciamo un salto, andiamo a vedere com'è la situazione nel Padovano per l'ULSS Padovana. Entro fine aprile arriveranno altre 50.000 dosi di vaccino. L'USL 6 Euganea e l'azienda ospedaliera spingono l'acceleratore sulle vaccinazioni. Il 14 e il 21 aprile è prevista la consegna di 2 forniture di siero Pfizer da 20.000 dosi l'una e sempre in quelle date anche AstraZeneca con 10.200 dosi. Con queste cifre si prevede che la categoria degli ultra ottantenni venga immunizzata entro fine aprile, al massimo entro i primi di maggio, consentendo così di partire con le vaccinazioni delle persone considerate fragili. AstraZeneca è indicato per la popolazione over 60, punto. Ad eccezione, ferma restando, lo leggo anche, l'indicazione dell'utilizzo dei vaccini ad mRNA per i soggetti appartenenti alle categorie degli estremamente vulnerabili, indipendentemente dall'età. Quindi un ultra ottantenne può fare AstraZeneca. Ovviamente dall'anamnesi, cioè dalla valutazione del medico accettatore, che si deduce quale vaccino appunto deve essere utilizzato. Sempre a maggio dovrebbero arrivare anche le prime dosi di Johnson & Johnson, ma ancora non sono state date indicazioni sulle categorie che potrebbero ricevere questo quarto siero anti-Covid approvato da EMA e AIFA. L'USL Euganea e azienda ospedaliera sono al lavoro per potenziare la macchina vaccinale con la speranza dei nuovi carichi di vaccino, e così il padiglione 6 della fiera potrebbe essere ulteriormente potenziato con l'allestimento di nuove linee vaccinali. L'obiettivo è superare le 7.000 somministrazioni giornaliere in tutta la provincia di Padova. La corsa non si deve fermare, visto che nel Padovano i soggetti sopra i 16 anni per cui è prevista la vaccinazione anti-Covid sono 801.915. Abbiamo coperto un 10,9% di popolazione con la prima dose e abbiamo un 7,3% di popolazione coperta anche con la seconda dose. Vi ricordate sempre che il nostro obiettivo, vaccini permettendo, è quello di arrivare attorno ai 100 dosi per 10.000 abitanti. Naturalmente la macchina che abbiamo messo in piedi consente questo e dipende appunto dall'arrivo dei vaccini. E noi restiamo a Padova e ci occupiamo invece delle vaccinazioni che si faranno a partire da maggio da parte dei medici di base. Vediamo insomma com'è la situazione. Tra l'altro garantiscono, c'è il presidente dell'ordine dei medici di base di Padova che garantisce che tutti quanti gli anziani che fanno parte di questa fascia interessata saranno assolutamente chiamati, contattati direttamente dai loro medici. Ma sentiamo. Chiamate continue ai telefoni dei medici di famiglia che stanno preparando la macchina per la vaccinazione anti-Covid dei pazienti tra i 70 e i 74 anni. Nessun dubbio, i vaccini si faranno, ma le telefonate non servono. Ecco perché. Saranno i medici di famiglia dopo del 3 di maggio, perché prima del 3 di maggio non c'è disponibilità di vaccino, a chiamarli per il giorno e l'ora e il luogo dove saranno vaccinati. Si parte a maggio, quindi dal 22 aprile invece i medici di famiglia inizieranno la vaccinazione dei pazienti che non si possono muovere da casa, over 80 o fragili. Qualche medico in realtà in queste settimane è partito, si tratta di prove del 9 per rodare la macchina. Queste sono medicine di gruppo integrate che hanno un'organizzazione un po' più complessa, un po' più articolata, soprattutto per quanto riguarda il personale. E comunque le dosi di vaccino sono limitate, perché si parla per la prossima settimana in tutto di 3.500 dosi per tutta la provincia di Padova. Tra i passaggi più delicati la registrazione della vaccinazione nel portale dell'ULSS Euganea e della Regione.
noi siamo disponibili, finita questa fascia, a continuare con altre fasce d'età che concorderemo con la ASL. Il problema rimane sempre quello, il numero di vaccini messi a disposizione. E sui dubbi legati soprattutto al vaccino Oxford AstraZeneca, domenica. Ecco, c'è qualche guasto tecnico, vediamo magari di sistemare il servizio, vediamo di mandarlo in onda durante l'edizione del nostro telegiornale. Noi intanto proseguiamo e ci occupiamo, abbiamo sentito la situazione ULSS e Euganea, andiamo a vedere invece com'è la situazione all'interno dell'ULSS 7 Pedemontana, soprattutto per quanto riguarda questa benedetta carenza di vaccini. La capacità vaccinale dell'ULSS 7 è alta, potenzialmente in grado di superare le 3.500 dosi giornaliere, ma quello che manca, ahimè, sono proprio i vaccini. Un problema che persiste e che persisterà almeno per il mese di aprile, con ripercussioni su tutto l'apparato organizzativo. Si andrà avanti, gioco forza, con programmazioni e calendari settimanali. Ad oggi abbiamo delle agende aperte fino al 13 aprile, il che condiziona negativamente la campagna vaccinale, soprattutto dei medici di base, che in questa settimana avevano dato un contributo fondamentale anche in termini di rapidità. Entrando nello specifico, le forniture di Pfizer stanno arrivando con una certa regolarità, mentre scarseggiano i rifornimenti sia di AstraZeneca che di Moderna. Entro una settimana potrebbe però arrivare l'ok anche per la distribuzione di Johnson & Johnson. Pfizer ci fornisce, ci dà una garanzia di una fornitura abbastanza regolare tutte le settimane, sicuramente fino al mese di aprile noi riceveremo ogni mercoledì circa poco più di 8.000 dosi. Moderna purtroppo le forniture sono state molto irregolari finora e in quantitativi estremamente limitati. Per quanto riguarda le seconde dosi di AstraZeneca c'è tempo, visto che il richiamo è previsto dopo 90 giorni dall'inoculazione, ma anche in questo caso gli arrivi sono centellinati. Per provare a limitare i rallentamenti, l'ULSS 7 sta lavorando anche all'ipotesi di fornire Pfizer per le vaccinazioni dei medici di base, ma per il momento si tratta solo di un'ipotesi. Capitolo centri di vaccinazione, facciamo chiarezza sulle nuove sedi e su quelle già esistenti. I centri di Marano e Palangarano rimarranno comunque attivi con delle linee ovviamente ridotte per dare la possibilità ai medici di base che hanno scelto di vaccinare nelle sedi aziendali di poter continuare la loro campagna. Per quanto riguarda il punto qui di Bassano invece sono previsti dei lavori maggiormente impattanti. E invece per quanto riguarda l'ULSS 2 della Marca Trevigiana è stato avviato un progetto che riguarda tutte quelle persone che sono state colpite da Covid, erano Covid positive, hanno subito tutti i sintomi del virus, della patologia, si sono negativizzate, però continuano, nonostante sia passato diverso tempo, ad avere degli effetti collaterali che vanno anche a minare proprio la quotidianità, lo svolgimento quotidiano delle mansioni, del lavoro, anche proprio dello stato fisico di benessere. Quindi c'è questo progetto per cercare di venire incontro, avviare e curare sempre meglio, riportare alla normalità fisica anche queste persone. Respiro corto, estrema stanchezza, problemi cardiaci, ma anche difficoltà di concentrazione e memoria anche dopo la guarigione dal Covid. Circa il 30% dei pazienti manifestano sintomi invalidanti anche parecchi mesi dopo la negativizzazione. L'ULSS 2 ha attivato un progetto sperimentale di riabilitazione per aiutare queste persone a recuperare il più possibile le capacità perdute attraverso un trattamento domiciliare, in ambulatorio e in teleriabilitazione. In modo da dare la migliore risposta possibile a queste persone in un percorso di lungo periodo, integrandoci poi anche con gli specialisti più dedicati ai vari problemi che possono presentare i pazienti, quindi lo pneumologo, il cardiologo, il neurologo e come poi dopo è stato anche detto, specialisti per la parte invece neuropsicologica, perché tra i sintomi, non lo dimentichiamo, ci sono anche difficoltà di memoria, di concentrazione, di attenzione che incidono pesantemente sulla qualità di vita delle persone. Abbiamo in collegamento direttamente da Padova, dal cuore di Padova, Guido Barbato. Guido, buongiorno, benvenuto, ben ritrovato. Tanta la carne al fuoco oggi da Padova. Sì, ci sono da dare un po' di notizie, cominciando dal dire che nel cuore di Padova, come giustamente dicevi tu, ovvero le piazze, l'affluenza quest'oggi è tornata molto alta in questo primo sabato in cui
i padovani sono tornati a fare la spesa appunto nelle piazze o al bar, o sono tornati al bar, insomma, a frequentare anche i locali pubblici. Si vedono molte mascherine portate con una certa diligenza, le uniche abbassate sono appunto quelle di chi sta consumando qualcosa da bere oppure sta fumando. Certo, comunque l'affluenza è abbastanza importante e c'è anche da dire che sono riprese le vaccinazioni da parte della ULSS 6 per gli ultra ottantenni e per i soggetti fragili nei prossimi giorni, o meglio anche da oggi, compresa la giornata di lunedì e martedì. Poi bisogna anche segnalare che nella ricorrenza della festa della polizia, il questore o la questora, c'è un grande dibattito su questo, di Padova, Isabella Fusiello, un'autorità di questo tipo effettivamente ha dovuto ammettere che anche guardando i dati dei reati commessi in questo ultimo anno siamo arrivati a un punto di grande stanchezza, così ha detto la dirigente della questura di Padova, da parte dei cittadini che non vedono l'ora di tornare a una vita normale, fatta di relazioni, fatta di uscite di casa, tanto più insomma con l'approssimarsi o insomma l'ingresso nella bella stagione. A questo proposito, nel bilancio dei dati dei reati dall'aprile 20 all'aprile 21, la questura di Padova ha rilevato un consistente aumento dei reati cosiddetti di genere, cioè della violenza insomma degli uomini sulle donne, e un imponente sequestro, importante quantitativo di droga che posso sintetizzarvi rapidamente in 33 kg di eroina in quest'ultimo anno, 3 di cocaina, 24 abbondanti di cannabinoidi a significare che c'è anche un acquisto online degli stupefacenti che ogni tanto si riesce anche a intercettare da parte delle forze dell'ordine, ma è molto molto difficile perché in genere sono colli che arrivano dall'estero con normali pacchetti dei consueti corrieri. Ci sono alcuni corrieri che vigilano su questo, o perlomeno magari sono più organizzati a vigilare su questo e a informare le forze dell'ordine, altri che si vede che non ci riescono. Guido, volevo chiederti una cosa, questi due, in particolare questi due sintomi, ovvero l'aumento di violenza di genere e l'aumento anche di giro di droga a Padova nello specifico, può essere anche una conseguenza di questa situazione di chiusura dettata dal Covid, dall'emergenza Covid, perché sappiamo benissimo, quello per quanto riguarda proprio anche la violenza di genere, che il fatto della convivenza costretta uomo-donna ha portato a un intensificarsi di questi episodi in famiglia. Così come ai noi si è anche registrato un aumento di utilizzo che sia di alcol ma anche di sostanze stupefacenti, quindi questo viene riscontrato e confermato dalla stessa dirigente? Sicuramente, è proprio così, lei lo ha motivato proprio in questa maniera come hai detto tu, quindi con dei dati nel censimento dei reati appunto o degli interventi fatti dalla Polizia di Stato nell'ultimo anno, con appunto delle novità, proprio come delle novità, quindi sicuramente è così. Poi se vogliamo sorridere un po', ti do un'ultima ora invece dei carabinieri, che mi fa tirare un po' così una conclusione. Non ci sono più i ladri di galline di una volta, sono molto più sofisticati, però ci sono ancora nella bassa padovana, dalle parti i ladri di galline ci sono ancora? Sì, ci sono ancora. Perfetto. Ma non sono più come una volta, non sono più ruspanti come una volta, sono un po' più sofisticati, raffinati. Diciamo. Comunque è successo che, chiedo scusa che cerco l'esatta località perché qui viene detto Solesino ma in realtà è la stazione di Solesino, sì, a Solesino, Monselice, vi chiedo scusa, sono intervenuti i carabinieri di Solesino, ma ci sono stati registrati dei furti continuati di animali da cortile, come li vogliamo chiamare, galline, oche, non lo so, da un'abitazione di Monselice. Un numero consistente perché dopo la denuncia del proprietario insomma si sono appunto mossi i carabinieri, sono risaliti a 5 persone, 3 uomini e 2 donne, 2 di queste di origine rumena, gli altri un rumeno e 2 italiani, che avevano anche un'attività commerciale in proprio di beni artistici o diciamo di beni antichi. Fatto sta che insomma perquisendo questa attività hanno trovato nei pressi dell'attività una cinquantina di appunto galline, animali da cortile,
che sono stati riconosciuti dal proprietario del rubato, però anche 6 kg di marijuana in 31 confezioni, hashish e 1.110 euro in contanti, e tutto il necessario per pesare questa droga. Passamontagna, torce elettriche, e quindi ora la procura sta valutando il tutto. Intanto sono andati in carcere tra Rovigo e Verona, perché appunto le donne magari sono a Montorio, e il pubblico ministero dunque sono arrestati, a parte una persona che è in stato di libertà. Insomma, ecco, volevo dirvi che appunto sono dei ladri un po' più sofisticati che associano all'attività di furto di queste cose anche però il possesso di quantitativi importanti di droga, quindi insomma vabbè. Bene, allora io ringrazio il nostro Guido Barbato, abbiamo grazie Guido, tutte le informazioni andranno ovviamente nei vostri servizi del TG di Padova. Grazie per queste tue notizie che ci hai dato, importanti e anche curiose, come quella che abbiamo sentito dell'operazione dei Carabinieri. Noi ci fermiamo per qualche istante, abbiamo un break. Focus TG, siamo nuovamente in diretta, andiamo a Vicenza dove è collegata via Skype Gabriella Basso. Gabriella, buongiorno. Vanessa, buongiorno ai spettatori di Rete Veneta. Ti trovi davanti alla questura? Esatto, perché come un po' dappertutto oggi è stata la festa della polizia e sono stati forniti quelli che sono i dati dell'anno scorso. In realtà sono i dati che vanno da marzo 2019 a marzo 2020, da marzo 2020 a marzo 2021. Il risultato che emerge da questa analisi fatta dei reati in questo periodo è che c'è un calo ovviamente molto forte dei reati predatori, quindi parliamo dei furti in abitazione, perché molto anche ha inciso la pandemia, il fatto che la gente è costretta a casa. Paradossalmente però invece ha aumentato in maniera esponenziale quelli che sono tutti i reati legati alla tecnologia e quindi le truffe informatiche, e quelli sono aumentati in maniera esponenziale. E la strategia anche del questore di Vicenza è stata quella anche di intensificare comunque i controlli non solo per il Covid ma comunque sul territorio e utilizzare tutte quelle che sono le misure di prevenzione, dall'ammonimento al foglio di via obbligatorio, insomma misure speciali anche a titolo proprio di prevenzione. Questo per quanto riguarda molto sommariamente quelli che sono i dati relativi a questo lungo anno difficile che ha visto anche la polizia purtroppo avere soffrire di del Covid, avere personale che ha avuto dei lutti in famiglia, quindi anche un reinventarsi nella gestione delle risorse umane e sul territorio ovviamente. Quindi non è stato facile neanche per loro, ma sono sempre stati in campo. Questo ha tenuto a sottolineare il questore di Vicenza. Gabriella, volevo chiederti una cosa, ne approfittavo perché abbiamo sentito poco fa in collegamento Guido Barbato da Padova, che appunto anche lui ha seguito l'incontro in questura per capire la situazione dell'aumento, diminuzione della tipologia dei reati, e diceva che soprattutto in questo periodo in cui di emergenza, di chiusura, in cui siamo stati costretti a rimanere in casa, si è verificato un aumento di violenza in famiglia, soprattutto uomini contro le donne. Questo ovviamente non va a scusare o sminuire il fatto che un uomo faccia violenza nei confronti di una donna, però il fatto che ci sia stata questa convivenza forzata ha portato a un incremento di questi episodi. Anche a Vicenza risulta. Allora, diciamo che non c'è stato questo aumento così marcato, se vogliamo, da poterlo dare come elemento importante di questo anno. Diciamo che però sono state messe in atto appunto queste misure, si chiamano misure speciali, che vanno proprio in riferimento a quelle che sono le situazioni di problematiche in famiglia, violenza di genere, e c'è stato un aumento perché da 0 siamo passati a più 4, non è tanto 4% ovviamente, ma non è chiaro che dallo 0 che c'era prima è tanto, però gli spiegavano che non è stata una cosa esponenziale. Loro hanno tantissimi codici rosso, perché adesso con il codice rosso spiegavano
molte volte sono chiamati a intervenire anche su situazioni che poi all'analisi dei fatti non risultano essere tali da portare, diciamo, a delle misure restrittive nei confronti del partner o del padre nei confronti dei figli, per esempio. E quindi, diciamo, bisogna molto stare attenti sui numeri e sui dati, ci spiegava il questore. Però le misure preventive, di misure speciali preventive sono state adottate anche a Vicenza. Questione vaccini, com'è la situazione? Questione vaccini, si continua a vaccinare, ovviamente, si continua a vaccinare come già nei giorni scorsi si continua a vaccinare in questo periodo particolarmente con BioNTech, quindi Pfizer, e il vaccino AstraZeneca viene già utilizzato dall'USLOT di Iberica per gli ultra settantenni. Si continua a vaccinare, sono queste le categorie che vengono vaccinate anche a Vicenza, ultra ottantenni che finiranno, se tutto va bene, domenica 11, quindi finiscono almeno con una prima dose tutti gli ultra ottantenni, però vanno avanti anche quelli con i settantenni. Vi ricordo che la scuola, il mondo della scuola è già stato praticamente vaccinato per quelli che hanno aderito, chiaramente, poi ci sono quelli che non hanno aderito e lì potrebbe aprirsi una finestra prossimamente, ulteriormente, se chi non si è vaccinato non è un Novax, ma è semplicemente perché aveva problematiche, che appunto magari stava male o magari ha avuto il Covid, ecco, quindi sono tutte situazioni molto difficili anche da sistemare. Chiaramente c'è un grande lavoro sia da parte del servizio di igiene e salute pubblica e è importante e fondamentale l'uso del portale del portale regionale da parte dei cittadini. Ecco, al proposito, io ti terrei qui perché vorrei guardare assieme a te il servizio che avete realizzato proprio a Vicenza e che va a coinvolgere proprio i carabinieri che si mettono in prima linea per aiutare le persone anziane per cercare di riuscire a prenotarsi per le vaccinazioni. Quindi guardiamo insieme il servizio e poi lo commentiamo. Va bene. Da oggi sarà possibile potersi recare presso i presidi del territorio, quindi le stazioni e le tenenze della provincia di Vicenza, per poter ricevere un supporto per effettuare la prenotazione online sui portali della ASL, della 8 e della 7 e quindi ovviamente dare un contributo fattivo a questa campagna di vaccinazione in corso. Un click di solidarietà è la campagna di assistenza rivolta agli ultra settantenni in difficoltà ad usare computer e cellulari per prenotare la vaccinazione anti-Covid sul portale delle ULSS di competenza. I carabinieri presenti nei 40 presidi vicentini sono a disposizione per aiutare gli anziani nella compilazione telematica della prenotazione. È sufficiente telefonare al 112 e prendere appuntamento nella caserma più vicina. In caso di impossibilità a muoversi, saranno eccezionalmente militari a recarsi nelle abitazioni. È la seconda volta che i carabinieri vengono mobilitati per assistere gli anziani in difficoltà per la pandemia. Lo scorso anno si erano resi disponibili per il ritiro della pensione. Sì, questo è un secondo esempio di vicinanza e di sostegno nel concetto di polizia di prossimità e di supporto alla cittadinanza. È un'ulteriore dimostrazione di vicinanza e di sostegno per la popolazione e per le fasce deboli. Abbiamo visto tra l'altro presenti la direttrice generale dell'ULSS 8 Berica e il direttore generale Bramezza dell'ULSS 7 Pedemontana. Di conseguenza questo lavoro sinergico che diventa fondamentale per aiutare soprattutto le fasce più deboli, quelle degli anziani. Sì, ma anche e soprattutto è un modo di esserci da parte delle forze dell'ordine che non è solo un ruolo repressivo ma anche un ruolo di aiuto e di supporto alla popolazione che magari non sempre è in grado di utilizzare determinati strumenti o ha bisogno di un supporto anche proprio logistico, di muoversi, quindi è fondamentale. Infatti dicevo anche il questore in questo incontro con la stampa in occasione della festa della polizia è proprio anche è cambiato anche la forma, il modo per cui gli agenti o come i carabinieri sono chiamati ad intervenire, perché c'è bisogno di non solo repressione ma anche di prevenzione e di aiuto, un rapporto con la popolazione. Tra l'altro un dato che mi viene in mente per questa collaborazione forte anche con le forze dell'ordine è il fatto che ci sono state veramente tantissime chiamate al 113, si parla di oltre 40.000 chiamate al 112 e al 113 proprio per vedere questo rapporto di collaborazione tra cittadino e forze dell'ordine, chiamate per indicare
per chiedere, non solo per chiedere aiuto, ma anche per dare informazioni alle forze dell'ordine di situazioni di emergenza piuttosto che di magari proprio anche predatorie o di problematiche di sicurezza, insomma. Ecco, che novità, ci sono altre novità di cronaca da Vicenza? Di cronaca assolutamente sì, perché abbiamo da parte della Guardia di Finanza scovato un narcotrafficante che era stato già individuato, ma che risulta essere percettore di reddito di cittadinanza, quindi è una situazione veramente paradossale. Oppure abbiamo le volanti, a proposito, che proprio nella giornata di ieri pomeriggio hanno osservato una situazione anomala in Campomarzo. Sapete che Campomarzo per Vicenza è purtroppo il tasto dolente in quanto spaccio di sostanze stupefacenti, e hanno monitorato un nigeriano che poi lui stesso addirittura ha detto, perché stava male, che aveva ingoiato ben 70 ovuli di sostanza stupefacente, e quindi è stato portato in pronto soccorso perché chiaramente doveva poi espellerli. Insomma, cronaca la città ne ha sempre comunque, ecco, possiamo dire, l'impegno delle forze dell'ordine comunque rimane grande. Certo. Se non ci sono altre novità, Gabriella, io ti saluto. Un'altra cosa che ti posso dire, giusto per cambiare argomento e non parlare solo di cronaca, ma anche stamattina davanti alla prefettura di Vicenza c'è stato un sit-in di manifestazione da parte di quelli che sono i lavoratori precari del mondo dell'agricoltura, che ancora una volta, come tante attività che non sono, diciamo, codificate, possiamo definire così, non entrano nel calderone di quelli che sono i ristori, e quindi con il rischio di rimanere addirittura a casa. Ecco, avete incontrato, visto anche nei giorni scorsi, un po' alcune attività che hanno ripreso, seppur con estrema lentezza, però hanno ripreso, stanno cercando di riprendersi, e anche a Vicenza è una situazione difficile per certe attività. Il caso degli ambulanti in modo particolare, perché comunque hanno perso un periodo, quello di marzo, fondamentale, si trovano già a pensare all'estate, ma hanno tutta, per esempio, la merce della primavera che diventerà difficile da recuperare, e comunque c'è gente in giro, ma ribadiamo, non tutti comprano, c'è anche questo problema, cioè il risparmio, il tenere per i soldi fermi per rischi peggiori è un classico anche dei veneti, possiamo dire, e quindi la spesa non è così marcata. Ci vorrà tempo probabilmente, sarà da capire anche come la città stessa di Vicenza potrà rialzarsi, ecco, perché ci sono tanti aspetti in questo momento fermi, non solo le attività economiche, ma c'è il teatro, per esempio, le attività culturali che sono bloccate da tantissimo tempo, c'è tanta gente che si è reinventata, ha cambiato lavoro di questo settore, quindi è molto 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 complicato. Bene, allora io ringrazio la nostra Gabriella Basso per il suo intervento. Ricordo 19:15 questa sera TG Vicenza, con tutte le informazioni, notizie, servizi che abbiamo sentito e tanto altro ancora, quindi grazie Gabriella. Noi ci fermiamo per un breve break. Ben ritrovati in diretta, abbiamo una notizia di cronaca che arriva dai carabinieri di Dueville, che hanno denunciato un giovane di Costa Bissara per detenzione di droga ai fini di spaccio. Attorno alla mezzanotte a Costa Bissara una pattuglia stava transitando e ha notato un ciclomotore che ha deciso di procedere. Stava girando in maniera anomala, hanno deciso di procedere al controllo del conducente, hanno visto che il 19enne alla guida non aveva i requisiti per circolare a quell'ora, perché ovviamente era mezzanotte, quindi stava violando le norme anti-Covid, hanno proceduto a una perquisizione, nello zaino hanno trovato un barattolo che normalmente contiene gomme da masticare, dentro c'era canapa indiana già suddivisa in dosi da mezzo grammo l'una, avvolte nel cellophane, un macinafoglie di droga, di stupefacente, 40 euro in banconote di piccolo taglio e 15 euro in monete. Quindi il giovane è stato, abbiamo sentito, denunciato, e la droga l'avete vista. Abbiamo in collegamento Skype da Mussolente Nicolas Farronato, meteo pedemontana del Grappa. Allora Nicolas, buongiorno, ben ritrovato, perché ci sono delle novità, era attesa per questa settimana, non è arrivata, chissà che la tanto attesa pioggia arrivi nei prossimi giorni. Che ci dici, che notizie ci dai, Nicolas?
Sì, dici bene, finalmente dopo settimane e settimane di attesa sembra che un peggioramento degno di nota questa volta colpisca appunto anche la nostra regione, il Veneto. E dico finalmente perché la situazione iniziava ad essere preoccupante. Prima la siccità, nell'ultima settimana purtroppo anche le gelate hanno colpito le culture, ma finalmente un po' di pioggia doveva arrivare e dovrebbe appunto ravvivare il color verde dei nostri campi e prati. Tra l'altro abbiamo sentito anche qualche giorno fa il referente della Coldiretti regionale che appunto aveva lanciato un forte allarme proprio per la carenza di giusta irrigazione delle campagne e quindi la sofferenza delle colture anche nel Bassanese. Sì, esatto, dici bene, diciamo che un peggioramento serio, passatemi il termine, non avveniva dai primi giorni di marzo, quindi dai primi giorni di febbraio, quindi sono oltre 2 mesi che praticamente non pioveva come doveva essere, insomma la stagione primaverile, marzo, adesso aprile, insomma sono mesi tipici con spesso instabilità, specie pomeridiana, con i primi rovesci, con i primi temporali, però appunto questo finora non si è visto. Mentre invece appunto come dicevi già dalle prossime ore, ma meglio dalla nottata su domani domenica, dovrebbe appunto peggiorare il tempo e finalmente anche poi a inizio settimana avremo delle piogge che saranno più o meno corpose, però comunque insomma saranno decisamente un toccasana, un peggioramento che comunque potrebbe portare circa un 50-70 mm di pioggia anche sulle nostre zone, quindi insomma direi che ci vuole tutta questa pioggia e la attendiamo con lo sguardo verso l'alto appunto. Tutta la settimana prossima? Allora diciamo che il peggioramento dovrebbe partire, allora già dalle prossime ore il cielo dovrebbe tendere a coprirsi, sarà nuvoloso oggi, però in genere le piogge saranno poche, ecco, oggi sabato, forse qualcosina in più possibile in serata, ma poca roba. Appunto da questa notte dovrebbe peggiorare in maniera più decisa. Un primo passaggio lo avremo appunto nella giornata di domani, poi potremo avere qualche pausa tra la serata di domenica e la nottata su lunedì, ma poi lunedì un nuovo peggioramento che tra l'altro sarebbe quello più corposo, dovrebbe portare a parecchi millimetri qui in pianura, neve a quote, solamente a quote ovviamente alte in montagna, ma attenzione perché poi martedì mattinata affluirà aria più fredda, quindi dai quadranti nord-orientali, quindi entrerà nuovamente un po' di bora e quindi momentaneamente la quota neve potrebbe anche abbassarsi fino ad arrivare a anche fin sotto i 1000 metri martedì in caso di precipitazioni, quindi poi ci attenderà qualche giorno un po' più freddino. Ecco in montagna, sulle nostre montagne, sia altopiano che Grappa? Allora diciamo che la città di Asiago almeno fino a lunedì sera non dovrebbe vedere precipitazioni nevose, perché comunque già da questa sera quando inizieranno la quota neve si manterrà già piuttosto alta, parliamo di nevicati intorno ai 1500-1700 metri, che però domani appunto si alzerà fin verso i 2000 e 2200 metri qui nel versante sud delle Prealpi, per poi però ridiscendere appunto lunedì a partire dalla serata per quanto dicevo prima, aria più fredda da nord-est che dovrebbe appunto affluire e quindi quota neve che si abbasserà repentinamente, però portandosi anche fin verso i 1000 metri di quota, forse anche qualcosina più in basso se martedì poi avremo fenomeni più moderati. Sì, insomma è proprio una beffa quest'anno per quanto riguarda la nostra montagna, non soltanto per gli amanti dello sci, ma soprattutto per chi gestisce gli impianti sciistici, visto che insomma la neve è cominciata prima in abbondanza, ha continuato, adesso addirittura continua e siamo ad aprile, un po' un anno così che sembra veramente essere così beffardo nei confronti sia di chi, sappiamo benissimo la crisi che stanno passando i gestori di impianti sciistici e tutto il comparto che ne va attorno, e anche gli amanti stessi dello sci. Sì, dici bene, anche perché insomma noi siamo abituati a vedere le montagne dalla pianura, però se andiamo ad esempio, non so, sul Bellunese o anche in Trentino o in Alto Adige, comunque oltre i 1500-1600 metri è ancora tutto ben innevato, quindi effettivamente poteva essere una Pasqua sulla neve, visto che comunque è anche caduta prestino, però purtroppo la situazione è quella che è e sicuramente
quelli che ci lavorano e ci campano, appunto, soprattutto nel Bellunese o comunque in Trentino, è chiaro che sono lì a guardare con rammarico questi peggioramenti che tra l'altro appunto porteranno ancora neve, quindi insomma gli impianti, quelli su ad alta quota oltre i 2000 metri, riceveranno ancora un'altra bella dose di neve, insomma, in questo weekend. Però purtroppo la situazione non ci permette di fare questo tipo di attività. Bene, allora io ringrazio Nicola Sfarronato della Pedemontana, Meteo Pedemontana del Grappa, grazie per essere stato ancora una volta con noi, per averci insomma dato un po' un messaggio di speranza soprattutto per gli agricoltori, perché con l'arrivo delle piogge le nostre terre andranno davvero a tirare un sospiro di sollievo. Quindi grazie Nicola Sfarronato, e noi continuiamo con il nostro telegiornale, continuiamo a parlare del discorso di contagi da Covid che a quanto pare non interessano soltanto l'uomo, perché in un allevamento di Villa del Conte ci sono 2000 visoni che sono stati contagiati dal Covid e rischiano l'abbattimento. Potrebbero essere tutti abbattuti nei prossimi giorni i 2000 visoni presenti nell'allevamento di Villa del Conte a causa della presenza del Covid nella totalità degli animali. Lo comunica la LAV, Lega Antivivisezione, sulla base della documentazione che ha ottenuto dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Sono stata anche contattata nei giorni scorsi per comunicazioni informali rispetto ad alcune importanti decisioni o comunque alcune importanti valutazioni sull'argomento. Attualmente però non sono ancora state emanate comunicazioni ufficiali. L'indagine condotta dall'Associazione Animalista ha permesso di scoprire che le prime positività al coronavirus nei visoni dell'allevamento di Villa del Conte sono state rilevate l'11 gennaio, quando le autorità sanitarie locali hanno avviato lo screening diagnostico obbligatorio. Da qui il sequestro della struttura da parte del comune. Ormai sono mesi che la sottoscritta è in stretto collegamento con i servizi veterinari dell'ULSS 6 competente nel territorio per quanto riguarda l'allevamento di visoni di Villa del Conte. Abbiamo tenuto monitorata in maniera molto stretta la situazione, sono stata protagonista di un'ordinanza che ha sequestrato l'allevamento stesso e in seguito alla quale si sono avviate tutte le procedure di verifica dello stato dell'arte, quindi della salute delle persone e chiaramente anche degli animali. Questa epidemia che ha letteralmente scatenato un'emergenza lavoro, una crisi lavorativa, economica senza precedenti. E allora a Vicenza è stato sperimentato il primo sportello dedicato al lavoro realizzato in un comune capoluogo. SOS Lavoro. Il terremoto Covid fa tremare l'economia, cadono pezzi, calcinacci, interi settori rischiano di sbriciolarsi. Un sisma sociale che ricade sui comuni in prima linea per trovare soluzioni migliori per famiglie e attività produttive. Oggi il problema non è più circoscritto a bollette, affitti, spese alimentari. E così a Vicenza, primo comune in Veneto, viene sperimentato lo sportello lavoro. Il cittadino potrà venire qui, potrà recarsi con le modalità che decideranno e avere tutte le informazioni per o riposizionare se stesso perché magari vede che non ce la fa più in quel lavoro, o trovare un corso di formazione dedicato a lui per un posto di lavoro che però è sull'orizzonte, oppure rispondere alle imprese che diranno: ho bisogno di questa figura, datemi una persona che possa essere a coprire questo spazio. Questo sarà l'intermediazione che ci sarà. Questo è lo scopo dello sportello, che sarà stabile in comune 2 giorni alla settimana, aperto al pubblico e a disposizione. Se la sperimentazione dovesse funzionare in maniera positiva, naturalmente l'obiettivo è stabilizzare lo sportello e svolgere questa attività, questo servizio ulteriore a favore della cittadinanza. Il governo ha provato a puntellare l'occupazione con il blocco dei licenziamenti, che ha 2 scadenze fissate dal decreto sostegni: 1 luglio per le aziende che rientrano nell'applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria, 1 novembre per tutte le altre. Insomma, quella che si prospetta è una bomba a orologeria. Diventa quanto mai urgente sfruttare questi mesi per consentire a chi perde il lavoro di formarsi e di trovare un'altra occupazione. Qual è l'obiettivo che ci poniamo? È quello non solo di individuare il percorso migliore per le persone per trovare un'occupazione stabile, ma anche quella di riattivare i percorsi di qualificazione delle proprie competenze, di riqualificazione delle stesse, in modo tale che si possa individuare lo sbocco professionale migliore. Non abbiate sfiducia, recatevi ai centri per l'impiego, ai servizi degli sportelli, ce ne sono tanti dei servizi per il lavoro accreditati, andate a chiedere anche informazioni
informazioni. A Vicenza, alla vostra amministrazione e dalle altre parti chiedete che ci siano queste informazioni. La Regione sta mettendo a punto da tempo grandi strumenti per potervi accompagnare. Non promettiamo di risolvere il problema immediatamente, ma sicuramente riusciremo a darvi quell'accompagnamento che sarà necessario. Abbiamo ancora un paio di notizie di cronaca. Poco prima delle 18 di ieri, carabinieri di Lusiana, durante un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, sono passati davanti a un esercizio pubblico dell'altopiano. Hanno notato 4 persone che stavano consumando bevande all'esterno dell'esercizio, violando le normative anti-Covid e senza tra l'altro rispettare anche la distanza tra persona e persona. Si tratta di un 38enne del posto che era palesemente ubriaco e che ha iniziato a inveire contro i militari, ha pronunciato frasi oltraggiose, offensive nei confronti delle persone. È scattato il deferimento in stato di libertà per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e tra l'altro verrà anche multato per ubriachezza in luogo pubblico. Nei confronti di tutti si è proceduto alla contestazione delle violazioni anti-Covid e tra l'altro al titolare dell'esercizio è stata imposta la chiusura per 5 giorni del bar fino al 16 aprile come sanzione amministrativa accessoria. Inoltre, nei confronti del titolare del locale si procederà con la contestazione della violazione per aver somministrato bevande alcoliche a una persona che era già palesemente ubriaca. Abbiamo sentito parlare di questo sportello dedicato proprio a supportare le persone che hanno subito una forte, pesante crisi a livello economico e a livello lavorativo e intanto d'altra parte riaprono alcune attività come parrucchieri ed estetisti, estetiste, parrucchieri e parrucchiere, nonostante siamo in zona arancione riescono a riaprire. Allora siamo andati a sentire un po' l'umore delle persone. Bellezza e servizio alla persona. Finalmente riaprono centri estetici e moltissime altre attività. Siamo andati a sentire 2 realtà bassanesi che come stanno vivendo questo momento. Siamo molto felici perché diciamo che nel mondo dell'estetica è una piccola oasi di benessere e in questo momento c'è molto bisogno. Le misure di sicurezza che abbiamo adottato in realtà sono quelle di sempre, quindi al di là della mascherina e i guanti che noi già usavamo c'è tutta una serie di sanificazione che utilizziamo tra un cliente e l'altro. Il futuro si auspica che vada verso il colore più chiaro possibile, quindi il bianco. Siamo molto contenti, speriamo di continuare così e che non ci siano chiusure future. Io mi auguro che tutto questo finisca al più presto, chiaramente mi riferisco ai vaccini, perché è l'unica nostra arma per poter andare avanti, perché davvero per poter essere liberi finalmente di lavorare, anche di uscire, di avere una vita sociale. Io voglio ricordare che gli studi di tatuaggi hanno da sempre delle regole molto ferree dal punto di vista dell'igiene e della sanificazione. Tutto deve essere isolato in un certo modo, all'interno viene operata la sanificazione da sempre, non perché per via del Covid. Un messaggio di augurio per il futuro? Io spero che tutti quanti possiamo veramente dimenticare tutto e portarlo su, magari farci un bel tatuaggio come ricordo, ma riuscire ad andare avanti. La positività è tanta e la voglia di lavorare è ancora più grande. Speriamo che nuove aperture continuino ad esserci in totale sicurezza. La morte del principe Filippo, duca di Edimburgo, ha toccato anche la città di Venezia. Nel ricordo allora del sindaco Luigi Brugnaro, la visita della regina Elisabetta e del duca di Edimburgo, il marito Filippo. Il principe Filippo e la regina si fermarono a Venezia in visita ufficiale nella primavera del 1961 durante il loro viaggio in Italia. Con queste immagini nel suo tweet il sindaco Brugnaro rende omaggio al principe duca di Edimburgo, marito della regina Elisabetta d'Inghilterra, scomparso all'età di 99 anni. Da tempo aveva problemi di salute, nelle ultime settimane era stato ricoverato per complicazioni cardiache. Nell'archivio della locanda Cipriani si trovano alcune foto della coppia reale a Tor
Porcello, poco dopo il pranzo all'uscita del locale e davanti alla basilica. Un secondo viaggio fu nel 1984, un terzo a distanza di circa 20 anni, quando furono ospitati dal presidente Ciampi. Non si esclude però che il principe possa essere tornato, anche dopo la visita a Primiero nel 1996. In quell'occasione accettò l'invito del comitato organizzatore del premio internazionale Luigi Negrelli. Il principe Filippo atterrò all'aeroporto di Treviso, salì a Primiero dove alloggiò all'hotel Iris Park per poi incontrare le autorità. Avrebbe compiuto 100 anni a giugno. Nel Regno Unito sono stati decretati 8 giorni di lutto. Ancora poche le informazioni sui funerali. E lutto nel mondo dello sport. Michele Pasinato, schiacciatore della nazionale di pallavolo e della squadra di Padova, originario di Cittadella, è mancato dopo una lunga malattia a soli 52 anni. Il funerale si svolgerà alle 15 di lunedì 12 aprile alla Chione Arena. Non poteva essere tra l'altro altrimenti, dato che per anni quella è stata la sua casa pallavolistica, luogo ideale e altamente simbolico per salutare l'atleta. Per questioni di sicurezza sanitaria la partecipazione alla funzione religiosa sarà limitata. Su richiesta della famiglia, chi volesse compiere un gesto simbolico di vicinanza potrà effettuare una donazione all'associazione Roberto Farini Onlus per la gastroenterologia. Questa era anche la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Ricordo che l'informazione torna questa sera alle 18:50 con TG Bassano, 19:15 con TG Vicenza. A tutti voi una buona giornata. Arrivederci.